9:25, apriamo con la politica perché sono ore davvero di grande fibrillazione tra le file della maggioranza e dell'opposizione e partiamo da Venezia perché oggi è stato il giorno di Bossi. L'alleanza nel centrodestra tiene, per la Lega bisogna andare avanti così, senza inciuci, ma concludendo la manifestazione dell'orgoglio padano il leader della Lega rilancia anche il tema della secessione, dicendo bisogna trovare una via democratica, forse referendaria, per non essere costretti a rimanere in Italia. Beppe Gandolfo. Siamo qui per fermarci a metà strada o per strada. La gente del nord, milioni di persone vogliono che la situazione, che la musica cambi. Più volte il popolo leghista ha interrotto Bossi gridando secessione, secessione. Lui ha risposto: noi usiamo la via democratica, magari quella referendaria. Un referendum sulla Padania, a conclusione della 3 giorni di festa dei popoli padani. Umberto Bossi da Venezia difende l'operato della Lega nel governo. Abbiamo salvato le pensioni, ma fa capire che tanto resta da fare. E i suoi 2 luogotenenti, seppur da posizioni differenti, i ministri Maroni e Calderoli, difendono il governo e ribadiscono che si va avanti. Stiamo al governo in modo non facile perché per noi il governo è un mezzo, non è il fine. È il mezzo per combattere dentro le istituzioni la nostra storica e straordinaria battaglia per il federalismo. Il nostro è un governo politico, tutti gli altri non sono governi politici, sono degli inciuci. Intanto la festa continua. Mentre nella laguna viene versata l'acqua pura delle sorgenti del Po, il popolo leghista fa gli auguri a Bossi, che domani compie 70 anni. Una posizione, quella secessionista della Lega, che non è stata accolta favorevolmente da Bersani, dal leader del PD, che richiama alla Lega un senso